Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima che anticipa il telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Massimo Favento alla mia sinistra, che è il direttore artistico di Lumen Harmonicum. Buongiorno a tutti. E di Fulvio Senardi alla mia destra, che è il presidente dell'Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione di Trieste e Gorizia. Buongiorno e buon pranzo. Grazie per chi può. Allora, con i nostri due ospiti parleremo di un volume, che è questo che vi faccio vedere, che si chiama Marietta, un romanzo giuliano di Folkmar Hiro. Questa è la copertina, volume che verrà presentato martedì della prossima settimana, il 25 di giugno, alle 17:30 al Circolo della Stampa. È un volume che Lumen Harmonicum ha curato in qualche modo. Cioè, chi è il responsabile? È un gruppo di lavoro. Okay. Un gruppo di lavoro è un'avventura incominciata parecchi anni fa. Un romanzo goriziano, Marietta, un romanzo goriziano, è una scoperta che è stata fatta nei meandri della rigatteria libraria giuliana. È un volume che è presente in molte parti delle nostre due province, Trieste e Gorizia. È stato scoperto dal nostro socio Pierpaolo Sancin, che ringrazio tantissimo. C'è stato un primo tentativo di pubblicazione nel 2015-2016, è stato parziale. E dopo finalmente, grazie a un bando regionale, valutazione culturale, siamo riusciti a mettere su una cordata di enti, tra cui l'Istituto Giuliano, il Lumen Harmonicum, la Biblioteca Isontina, Statale Isontina di Gorizia, che è un'entità molto importante del tessuto culturale goriziano, e altri enti, anche internazionali. Abbiamo fatto un convegno e all'ata di questo convegno abbiamo... nel 2022 abbiamo pubblicato questo romanzo, la prima traduzione in italiano di una testimonianza diretta della Prima Guerra Mondiale, vissuta dall'interno, da Gorizia stessa, però dall'altra parte, cioè nel senso la pubblicistica, ma anche la narrativa della Prima Guerra Mondiale narra della presa di Gorizia, sempre vista da parte italiana. Parlo naturalmente per chi è italiano, per chi legge in italiano. È interessante questa testimonianza, questo romanzo, come proprio una documentazione, una testimonianza di come la si vedeva dall'altra parte. Ecco. Com'è entrata l'Istituto a far parte di questo progetto, Presidente? Beh, in genere queste cose succedono perché ci sono dei rapporti di stima e di amicizia tra le persone. È ovvio, no? Sì, questo è per certi versi quindi fondamentale. C'è un rapporto di stima e di amicizia col maestro Favento, che si muove bene su terreni che non sono solo quelli della musica, ma anche, diremmo così, umanistici in senso lato. A fianco a questo c'è una tradizione di lavoro sulla cultura giuliana, triestina, istriana, goriziana, dialettale, in lingua, che l'Istituto Giuliano sta portando avanti da quando è stato creato da Manlio Cecovini, e quindi poi è diretto da personaggi di una certa levatura, come per esempio il poeta Tino Sangiglio. Poi è arrivato il bastone del comando a questa indegna persona, che cerca di fare del suo meglio, e abbiamo qualche benemerenza. Per esempio, una delle poche cose che si leggono tradotte in italiano di Deubler, grande scrittore vissuto a Trieste ma che scriveva in tedesco, è merito nostro averlo tradotto. È merito nostro aver tradotto il libro di un importante intellettuale goriziano di lingua slovena, Aloisi Res, per la prima volta nella nostra lingua. Anche in questo caso si tratta, dall'Isonzo, questo è il titolo, di un libro che parla della Prima Guerra Mondiale, quindi di quello che per gli sloveni del Coglio e del Carso anche veniva sentito come un'assurda aggressione da parte del paese che fino a pochi mesi prima era stato alleato dell'impero d'Austria. Quindi sono dei raggi di luce molto interessanti gettati sul nostro passato, là dove il nostro passato è stato, per una serie di ragioni anche intuibili, cancellato, ostracizzato, messo da parte. Lei ha in qualche modo anche risposto alla domanda che avrei fatto in seguito, ma sotto certi aspetti la ripongo in un'altra maniera, nel senso che appunto ci sono voluti, diciamo così, forse
il centenario della Prima Guerra Mondiale in qualche modo ha smosso un po' le acque in questo senso, nel senso che io mi ricordo che noi anche in redazione ci preparavamo a quelle celebrazioni con il timore, voglio dire, che tutto si rivelasse come dire, una celebrazione molto pomposa, molto retorica, molto ridondante. Devo dire la verità che va dato atto a chi in quella circostanza ha deciso di modificare un pochettino quello che si pensava. Non so chi dei due vuole intervenire. Alterniamo, dai, facciamo un... Allora, il Lumen Armonicum, assieme agli altri enti come l'Istituto, di cui siamo veramente grati anche di averci appoggiato nei vari presentazioni delle domande, dei bandi della Regione, facciamo diverse cose insieme a parecchio tempo. Il Lumen Armonicum si è occupato fin dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, da quando è partito il progetto regionale di valorizzazione della Grande Guerra. L'abbiamo fatto in vari segmenti, sia in Carnia, sia in Friuli, sia a Trieste, sia a Gorizia. L'importante per noi era il nuovo, cioè trovare qualcosa che non era stato ancora sufficientemente valorizzato. Questa era la parola d'ordine. Tenersi lontano da questa interpretazione politica, perché una delle cose peggiori che si possono fare è interpretare il passato con i parametri del presente e fare della storia un percorso di interpretazione politica. Questo è stato fin dall'inizio, almeno per i prodotti che abbiamo cercato di presentare, intendo prodotto culturale, anche se è una parola terrificante usare la parola prodotto per quanto riguarda la cultura, abbiamo cercato di togliersi qualsiasi possibilità di percorso in questo senso. Quello che secondo me è molto interessante nel caso di Marietta è il fatto che ancora adesso, dopo 100 anni, c'è l'occasione di far cultura con il presente. Qual è il presente? Il presente è quello delle persone che reagiscono o in sede di produzione del libro, o in sede di scoperta delle fonti, o in sede di divulgazione. Non più tardi di 20 giorni fa, quando abbiamo presentato il volume a Gorizia, in occasione di E-Storia, che è stata un'occasione, grazie proprio al contributo dell'Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, c'è stata la possibilità di andare a E-Storia, e durante il dibattito sono venute fuori novità, per esempio su questa esperienza di vita civile, amorosa e bellica vissuta a Gorizia 100 anni fa. Volkmariro è uno scrittore di cui non si sapeva quasi niente. E grazie per esempio a un giovane studioso, Andrea Moserini, goriziano, anche lui palesatosi dal vivo durante il convegno e quindi in corso d'opera, c'è stata la possibilità di vivere nel presente la scoperta delle fonti. Adesso non voglio portare via troppo tempo, però ci sarebbe tante cose da dire, magari il professor Senardi vuole aggiungere qualcosa che posso... Vuole aggiungere? Sì, possiamo aggiungere. Beh, innanzitutto relativamente all'Istituto Giuliano, che ha una bella tradizione dello studio sulla Grande Guerra, e nostro volume di Carocci, Scrittori in trincea, abbiamo trovato più comodo, anche perché eravamo ben finanziati allora, farlo pubblicare da Carocci, un convegno a Trieste e poi una bella pubblicazione che ancora viene citata, con scrittori non soltanto della nostra area, ma anche grandi nomi del firmamento della letteratura di guerra mondiale, per esempio il poeta Owen, che è forse uno dei massimi poeti della Grande Guerra. Molto noto, ma forse in Italia non tanto quanto dovrebbe. Poi abbiamo gestito invece un altro volume con un fuoco un po' diverso, Adriatico in fiamme. Qualche amico ironicamente ha detto: ma come può essere in fiamme un Adriatico? Effettivamente c'è un paradosso nel titolo, ma stava per indicare l'area di conflitto nord adriatica e lo scontro di eserciti che in qualche modo ha fatto colloquiare nella maniera più drammatica possibile dei popoli che a stento si parlavano, croati, sloveni, italiani, austriaci, e anche questo è stato un bello spunto. Per quanto riguarda il libro di cui stiamo parlando, cioè Marietta ha una caratteristica che lo rende assolutamente unico e affascinante, per cui io spero possa entrare
nel canone dei libri della Prima Guerra Mondiale, che parla di una città sostanzialmente sotto assedio. Noi sappiamo che assedi nella Prima Guerra Mondiale non ce ne sono stati, perché è stata una guerra sostanzialmente di trincea, quindi sì, i tedeschi hanno conquistato Anversa, hanno conquistato Liegi dopo 10 giorni d'assedio, i russi hanno conquistato la fortezza asburgica di Przemyśl, che è ora in Polonia, al confine con l'Ucraina, ma di quello non c'è libro che racconti. E qui si parla invece di una cosa che è molto vicina alle nostre emozioni, alla nostra esperienza, al nostro passato: Gorizia assediata, anche se in termini stretti non si può parlare di assedio perché non era circondata a 360 gradi, però c'era la spinta fortissima sul Podgora e poi anche da nord e da sud contro la testa di ponte goriziana, cioè quella propaggine difesa dagli austriaci dall'altra parte dell'Isonzo, proprio di fronte a Gorizia, Podgora, il villaggio di Calvario, eccetera. E quindi in questo aspetto è veramente un libro unico, perché racconta la reazione di una città e dei cittadini di fronte ad una situazione inaspettata e che peggiora giorno dopo giorno le loro condizioni di vita. Il libro è anche dotato di un apparato anche di studio, se vogliamo, molto, molto particolare, perché c'è anche un apparato iconografico, ma soprattutto desumo che nelle presentazioni e nelle prefazioni si racconta anche dell'autore, fra l'altro. Assolutamente sì, come ho accennato prima, abbiamo avuto la possibilità di dare spazio a un giovanissimo, a Andrea Moserini, che è laureato in musicologia e da sempre attivo nel campo bibliotecario goriziano, però la cosa importante è che lui ha fatto una indagine a tappeto su questa figura di Volkmar Hiro. Già prima, negli anni passati, il nome era sfuggito, si pensava addirittura che si chiamasse Ivo Volkmar. Ci sono tutti degli aneddoti su questa cosa, anche lui stesso, l'autore, in passato aveva giocato su questa ambiguità di nome, un tedesco dei Sudeti, con un passato particolare familiare, quindi tutta una serie di cose molto, molto interessanti da analizzare. Poi c'è l'apparato critico proposto dal professor Senardi, perché il problema era anche contestualizzare questo romanzo all'interno della letteratura del Primo Mondiale, che questa è una cosa molto importante. Sì, certo. Ci sono dei piccoli interventi miei, ma soltanto per collegarli al progetto, perché l'importante era collegare al progetto e soprattutto riferirsi al presente. Uno dei grossi problemi attuali è, nel momento in cui noi valorizziamo la memoria di quell'epoca, cosa può essere importante adesso? Ecco, una cosa interessante in questo romanzo è l'assenza di qualsiasi forma di propaganda nazionalistica. Ecco, questa è una cosa che ci ha colpito entrambi. Con il professor Senardi parlavamo, cioè non c'è una volta che si parli di quanto grande possa essere, in questo caso, l'impegno tedesco, l'impegno germanico, in senso, forse sbaglio il termine, in senso tedesco, quindi austriaci e tedeschi, perché sul fronte sono impegnati diverse compagnie, gli ungheresi naturalmente, l'area insomma che era dall'altra parte rispetto all'Italia. Ecco, e questo ci sorprende, e quello che invece è interessantissimo è il fatto che di fronte ai cadaveri, alla putrefazione dei cadaveri in trincea e alle tensioni amorose in città, la compresenza di questi due elementi, viene fuori una denuncia enorme sulla guerra e sull'assurdità della guerra e questo contatto continuo con la morte. Sembra quasi attualissimo questo discorso. Allora, ultimissima domanda, abbiamo un minuto voglio dire, quello di cui discutevamo prima, no? Cioè la possibilità di raccontare la storia anche da tutti i punti di vista, che per tutta una serie di ragioni, soprattutto dalle nostre parti, è piuttosto complesso, diciamo complesso. Si è superato secondo lei questo scoglio alla fine di tutto? Oppure ci sono ancora delle resistenze? In senso macroculturale? No, non si è superato, anzi, come vengono gestite certi eventi, come per esempio la giornata del ricordo, che non c'entra naturalmente con questo libro, ci fa capire che siamo di fronte a un irrigidimento.
cioè faccia contro faccia, mostrare i denti in cagnesco nei confronti dell'altro. Credo che questo andrà superato lentamente, però non nel senso della reciproca comprensione, quanto, sono pessimista, nel senso della reciproca indifferenza. Il che sarebbe ancora peggio. Che sarebbe forse ancora peggio. Perché... Cioè una volta l'altro era odiato. Lo sloveno odiava l'italiano, l'italiano odiava lo sloveno, entrambi odiavano i tedeschi. Beh, ora penso che non c'è odio, ma non c'è neanche curiosità di sapere qualcosa della loro cultura, di studiare la loro lingua, di viverli dal di dentro. C'è un po' di indifferenza. Allora, ricordatevi l'appuntamento, Marietta, un romanzo goriziano, questa è la copertina, Volkmar Hiro è l'autore. Il libro viene presentato martedì 25 giugno alle ore 17:30 al Circolo della Stampa. Io ringrazio Massimo Favento e Fulvio Senardi per essere stati con noi, buon lavoro ad entrambi e Grazie. Adesso, come si dice sempre, andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno e grazie. Arrivederci. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti al telegiornale delle 13:20. Come vedete accanto a me c'è il collega Gianluca Paladine che ha seguito questa mattina, già durante le fasi conclusive di Sveglia Trieste, quello che forse impropriamente viene definito lo sgombero del silos, perché c'è chi preferisce utilizzare il termine chiusura, eccetera, sì. Ma insomma, come si dice a Trieste, giravolta Missia, quello è. Allora, intanto Gianluca, come si è svolta chiamiamola operazione, insomma? Esatto, i preparativi sono scattati all'alba, e poi da circa le 8 e qualche minuto è partito il vero e proprio sgombero, liberazione, chiusura che dir si voglia. Una situazione a fasi, perché le persone sono state fatte uscire da questo rudere e contemporaneamente sono stati allestiti anche dei gazebo della Protezione Civile e di Asugi per garantire immediatamente a loro un primissimo controllo. Tanti operatori presenti delle forze dell'ordine, tutte sul campo, quindi dalla Guardia di Finanza alla Polizia di Stato ai Carabinieri, alla Polizia Locale che ha dovuto chiudere tutti gli ingressi tra il Porto Vecchio e via Flavio Gioia per fare in modo che solo gli addetti ai lavori, compresi i giornalisti, potessero passare. Nelle immagini di Enzo Iannacone vediamo alcune fasi di questo processo che è avvenuto questa mattina e che è durato tutta la mattinata, quindi un centinaio di migranti, di cui, se vogliamo essere esattamente precisi, allora 18 sono risultati irregolari, quindi senza aver formalizzato la richiesta di protezione internazionale d'asilo, ma tutti gli altri, quindi 72, poi aggiorneremo i numeri stasera magari, erano perfettamente in regola, quindi con le carte della questura che gli davano diritto a rimanere su suolo italiano. Questo è il punto della SUGI allestito per un primo controllo sanitario. Come vedete controllano gli operatori che i migranti non avessero ferite e come era il loro stato di salute anche a livello di temperatura corporea. Per farci capire, perdona Gianluca se ti interrompo, qui in quale zona siamo? Qui siamo dietro il silos, in un corridoio aperto dalle forze dell'ordine per far passare sotto una delle arcate tutte le persone sul posto ed allestire questi gazebo. C'era anche il 118 perché appunto per qualsiasi complicazione. Devo sottolineare che è stata un'operazione molto tranquilla e perfettamente in linea con i programmi, cioè nessun momento di tensione. Questo era quello che era stato in qualche modo preventivato e per certi aspetti fino anche a ieri garantito, no? Cioè l'idea era quella di non arrivare, forse per questo a molti non piace il termine sgombero, perché sgombero significa qualcosa di molto più drammatico anche dal punto di vista di un'eventuale messa in scena, ma molti hanno insistito su questo, come molti hanno insistito che appunto la cosa sarebbe avvenuta
come dire, in orari non, come posso dire, non da cronaca, non da appuntamento, non alle 11 del mattino. Esatto, diciamo. esatto, tutto era fatto in modo per diluire le tempistiche, anche per riuscire a iniziare presto e finire il prima possibile, immagino. Però vedi che indossano dei braccialetti, peraltro, braccialetti gialli e verdi, e sono stati consegnati alle persone. Sì, adesso si vedono meglio. Esatto, sono state consegnate alle persone, immagino anche in virtù della loro destinazione, no? Per capire chi andrà dove, perché sappiamo che c'è Camposacro a Prosecco allestito per coprire una serie di posti, però poi invece penso, Umberto, che delle persone dalla rotta balcanica, di queste, sono arrivate appena ieri. Quindi nemmeno ospiti del Silos da mesi, sono stati ospiti questa notte al Silos perché avevano dei loro amici che magari avevano detto vieni qua, ma poi sono appena arrivati ieri, 2 persone dal Nepal per la precisione, queste le sappiamo per certo, e poi hanno consegnato anche cibo, acqua ai migranti per dargli un primissimo ricovero. Un'operazione ordinata, un'operazione che ha visto in campo tutti gli attori, dalla SUGI alle forze dell'ordine, e tante le persone ovviamente presenti, anche delle associazioni, cioè coloro che come Linea d'Ombre, che portano i migranti, per esempio questa ragazza, non mi ricordo se fa parte dell'ICS o di Linea d'Ombra, comunque insomma associazioni che aiutano i migranti e li hanno aiutati anche durante le fasi di pernottamento, se così possiamo dirlo, del Silos. Qui invece i bagni chimici allestiti fuori dalla struttura, vedi quel corridoio, ho capito, quell'arcata dove ci hanno fatto passare, poi il punto della Polizia di Stato per le identificazioni, perché i 18 irregolari sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione, che ovviamente è nel loro interesse fare richiesta di asilo, chiaramente. Senti, allora adesso appunto non è noto dove tutti quanti verranno destinati, perché alcuni su a Camposacro, altri anche verranno spostati in altre zone del paese. Esatto, non sappiamo esattamente le varie destinazioni, ma sappiamo che la macchina di trasferimenti, almeno da quel che ha detto il ministro Piantedosi a Tele4 proprio pochi giorni fa durante il vertice di Gorizia, la macchina dei trasferimenti è operativa, quindi insomma non tutti rimarranno in Friuli Venezia Giulia, ma verranno destinati anche ad altri luoghi d'Italia. Importante questo, difatti, che questo pone queste immagini giusto pongono l'altro problema. Abbiamo fatto bene a rimanere fino a questo punto, a tornare al Silos per vedere queste immagini, perché adesso verrà allestita un'ulteriore rete di ferro tutto attorno alla struttura, è già operativo, il cantiere è già operativo, perché verrà impedito l'accesso. Nessuno d'ora in poi può più entrare al Silos. Devo anche dire che parlando così con i proprietari a tu per tu, pare che ci siano già dei soggetti interessati all'acquisto della struttura. Banalmente non può essere buttata giù così, perché sappiamo che è soggetta anche a vincoli delle belle arti, sovrintendenza e quel che sappiamo, insomma. Faccio una domanda, adesso non vorrei attirarmi gli strali, ma queste protezioni che abbiamo visto sono sufficienti per evitare, già vedo, Mi sa che forse nei prossimi giorni faremo anche un passaggio per verificare come è stata impiantata la struttura, non so se poi qualcuno volendo riuscirà a trovare un modo per entrare, sono tanti gli anfratti, no, da coprire, quindi bisognerà vedere, e bisogna vedere, Umberto, anche se è anche solo una prima fase questa, magari verrà fatta una chiusura più specifica. Quello che tu hai potuto cogliere sul posto questa mattina, con la presenza anche delle associazioni che si occupano, che danno una mano a queste persone, eccetera, da quel punto di vista quale clima hai colto? Un clima abbastanza sereno, le associazioni, gli operatori delle associazioni erano ovviamente preoccupati che tutto avvenisse nella maniera più irregola e tranquilla possibile, tramite identificazioni e assistenza medica ovviamente a queste persone, ma la questura si è anche dotata degli interpreti. Quindi c'erano anche delle persone... Queste immagini qua sono accanto praticamente a quelle che abbiamo appena visto alla stazione dei treni. Esattamente, no? Cioè esattamente. Zona in questo momento interdetta, cioè tutte le persone che provavano a passare gli veniva sbarrata la strada. Noi stessi giornalisti abbiamo dovuto accordarci un attimo con la Polizia di Stato per alcune operazioni per non intralciare. Ancora una domanda, l'operazione, chiamiamola così adesso, insomma, è chiusa?
c'è ancora gente? Da quel che sappiamo noi, anzi sicuramente non c'è più nessuno dentro la struttura, e già da oggi questi migranti dovrebbero conoscere la loro destinazione. Bisogna vedere poi come ciò si riverbererà anche su Piazza della Libertà. Sì, sarà interessante vedere se ci sarà gente che continua a sostare lì, perché forse se dovesse succedere questo vuol dire che qualcosa non è funzionato o che è arrivata altra gente. Bisognerà vedere anche i residenti di Camposacro, che ti ricordi Umberto, erano sul piede di guerra. Certo. Allora io ringrazio Gianluca Paladini per essere stato con noi. Logicamente nell'edizione del 19:30 del telegiornale ci sarà a questo punto più di un servizio, presumo, sulla... Non è che voglio darti dei compiti, comunque, vabbè, immagino ci saranno tutti i numeri, tutti i dati, ecco, quello perfetto. quello sì, esatto. Adesso invece ci occupiamo del piano Ater per la vendita di alcuni alloggi, perché l'Ater ha pubblicato appunto il piano di vendita per 15 alloggi in tutto a Trieste, Muggia e Duino Aurisina. Il termine per la presentazione delle proposte di acquisto è il 9 agosto del 2024 alle ore 12, mediante un modulo appositamente predisposto. Tutte le informazioni sono presenti al link www.trieste.aterfvg.it. Per ogni immobile sono indicate la piantina, le informazioni e le foto. Gli alloggi si trovano per Trieste nelle vie Ginestre, Locchi, Gregorutti, Mauvaz, Fonda, Savio, Umago, Fonbruck, Fiordalisi e Strada Vecchia dell'Istria, per Muggia in via Rio Storto, per Duino Aurisina il villaggio del Pescatore e in località Sistiana. Sempre online sono presenti i dettagli della procedura. È possibile visitare gli alloggi nelle date e negli orari indicati oppure richiedere una visita individuale compilando un modulo sempre dal sito dell'Ater. Giriamo pagina. In tutto il mondo il 21 giugno è la giornata mondiale dello yoga. Anche a Trieste, in Villa Revoltella, grazie all'Unione Sportiva Acli, si sono succedute lezioni per far scoprire e riscoprire una disciplina che in fondo è anche uno stile di vita. Se lo yoga potesse prevedere il meteo, forse per la giornata mondiale che celebra in tutto il mondo questa disciplina, che è anche uno stile di vita, si sarebbe scelto un altro giorno. Tant'è. Oggi a Trieste, come altrove, è stato un susseguirsi di iniziative a beneficio di tutti, quelli che già praticano lo yoga, quelli che ne hanno sentito parlare, i curiosi, quelli che magari da domani in poi diventeranno adepti inflessibili. Nel parco di Villa Revoltella, messo a disposizione dell'Unione Sportiva Acli dal Comune e lungo Bosco Farneto, le lezioni, le chiameremo così per comodità, si sono susseguite già di prima mattina senza soluzione di continuità. In gruppi piccoli o grandi, agli ordini degli istruttori, in molti hanno provato, riprovato, scoperto i benefici che lo yoga procura e persino impone. Giovani, giovanissimi anziani, armati di tappetino e dell'abbigliamento ritenuto più consono, a turno si sono messi in gioco ed hanno iniziato a sperimentare. Forse timidi all'inizio, via via sempre più presi. Perché alla fine anche questo è yoga, dimenticarsi di chi e di ciò che ci sta attorno e concentrarsi su se stessi, paradossalmente, proprio per capire meglio chi e ciò che ci sta attorno. Allora, dovremmo essere collegati con la sala operativa della polizia locale. Sentiamo chi è in linea con noi. Avevo lasciato l'ispettore Gurtner, non so se c'è ancora. Buongiorno. No, l'ispettore Gurtner è andato a casa, l'ispettore Schillani. Buongiorno ispettore Schillani, allora che cosa ci racconta di questa mattinata per quanto riguarda traffico e viabilità? Allora, abbastanza intensa, non incidenti gravi per fortuna, molti interventi nella nostra parte personale e ancora molto impegnato perché siamo anche noi con gli sgomberi del silo, intervento interforze. Siamo ancora presenti in forze sul posto, per fortuna insomma tutto dovrebbe andare nel migliore dei modi. Per quanto riguarda invece la viabilità, attualmente è scorrevole la rete viaria, traffico abbastanza scarso al momento, quindi nulla da segnalare da questo punto di vista, non abbiamo interventi in atto. È appena successo un incidente in via Donatello, via Alessandro, non siamo ancora sul posto, non darvi particolari ragguagli. Naturalmente se l'incidente è successo ci sarebbero potrebbe esserci dei lievi rallentamenti.
Per quanto riguarda invece l'agenda, ricordo che notizia positiva, sono state riaperte come d'ordinanza le rampe GVT per l'accesso appunto dal Campi Elisi e da Via della Rampa, quindi il traffico è rientrato nella normalità sulla direttrice Campi Elisi-Svevo. Questa sera inizia il TRISC, la manifestazione al Ferdinandeo, che andrà avanti fino al 30 giugno, quindi dalle ore 20 entreranno in funzione le deviazioni come ogni anno mai consolidate, quindi chi sale la Marchesetti deve l'obbligo di svolta a destra verso Via dei Mille e Via San Pasquale, e naturalmente verrà istituito il senso unico in direzione centro città sulla via Marchesetti da Piazzale Ferdinandeo, quindi dall'intersezione con la via San Pasquale. Questo dalle 20 alle 24, invece nelle giornate di sabato questa deviazione, questo senso unico verrà mantenuto fino alla 1 di notte. Ricordo ancora che domenica una chiusura abbastanza importante, la salita di Gretta verrà chiuso per uno smontaggio di una gru, verrà chiusa tutto il giorno, quindi dalle 4 di mattina e domenica fino alle 24. Deviazioni per chi scende da Prosecco dovrà naturalmente scendere verso via di Miramare tramite via Boveto, e chi sale naturalmente la via Udine dovrà svoltare a destra in via Barbariga. Naturalmente consigliamo chi scende da Prosecco di scendere verso via Commerciale, perché sennò va a impegnare via di Miramare, che può essere già intasato per tutti i cittadini che si recano nella riviera di Barcola. Con l'ultima cosa, per lunedì inizieranno degli allestimenti di Trieste e Castello di San Giusto, quindi sono già stati posti i divieti nella via Tommaso Grossi, piazzale della Cattedrale, la via Restostante del Castello, quindi fare attenzione ai divieti, che da lunedì mattina dovremo effettuare gli sgomberi per permettere il passaggio dei mezzi diretti al castello. Altre cose al momento non ho, quindi restituirei la linea se non ci sono domande. Grazie Ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo con altri servizi per voi. Rimanete assieme a Tele4. Entriamo in studio per parlare dell'ultimo libro di Francesco De Filippo, collega dell'ANSA, che è stato presentato ieri pomeriggio al Circolo della Stampa. Vediamo. Un ex agente dei servizi segreti, Vincenzo Tagliente, fugge da Napoli e approda a Trieste, dove pensa di vivere senza preoccupazioni particolari, fino a quando l'incontro con una signora slovena trasferitasi negli Stati Uniti non lo porta ad indagare nuovamente e a scoprire un passato torbido ed inquietante. Trieste è un'isola, le prime involontarie indagini di Vincenzo Tagliente, edito da Castelvecchi, è un giallo scritto da Francesco De Filippo, responsabile ANSA per il Friuli Venezia Giulia. Il noir mi consente stilisticamente di poter raccontare una serie di cose che consentono di scoprire la città e che forse con altri stilemi, con altri toni di cui non avrei potuto usufruire. Il volume è stato presentato oggi al Circolo della Stampa nel corso di un incontro moderato da Pierluigi Sabatti. Trieste è un'isola, è un tributo che pago molto volentieri all'italiana, non alla triestina, che pago molto volentieri alla città che mi ospita ormai da quasi 13 anni. Ho impiegato un po' di tempo per capirla, ma poi infine spero di essere riuscito, e quindi mi sembrava giusto dedicare questo libro alla sua storia, che è una storia completamente particolare, diversa dal resto delle storie delle città italiane, a questa città che è bonariamente strabica, da un lato legatissima alle proprie tradizioni, al proprio passato, e dall'altro invece proiettata nel futuro, nella ricerca, nell'avanguardia. Ci sono notizie confortanti per quel che riguarda la sanità in Friuli Venezia Giulia. Uno studio CREA ha rilevato il sostanziale apprezzamento dei servizi forniti. Vediamo il servizio. L'Italia è divisa in due per quanto riguarda le performance sanitarie e sociosanitarie delle regioni, con gli indici più alti al centro-nord, anche se il sud registra maggiori miglioramenti. Il 55% degli italiani risulta vivere in regioni con risultati soddisfacenti per la tutela della salute, mentre per il 45% le cose non vanno del tutto bene. Tutto ciò emerge dal rapporto 2024 Opportunità di tutela della salute, le performance regionali. L'analisi è condotta da 104 esperti raggruppati dal CREA Sanità,
Centro per la ricerca economica applicata in sanità, per il quale operano ricercatori e docenti universitari di vari campi. Veneto, Piemonte, Bolzano e Toscana, oltre 13 milioni di abitanti complessivi, sono promosse con livelli di tutela della salute migliori delle altre e con un indice di performance che supera il 50% del livello massimo, rispettivamente 60, 55, 54 e 53%. Promosse anche Friuli Venezia Giulia, Trento, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Marche e Lombardia, popolazione totale 19 milioni e 300 mila abitanti, ma con la sufficienza. Raggiungono dunque livelli di performance fra il 45% e il 52%. Rimandate invece con livelli tra il 37 e il 44% Sardegna, Campania, Lazio, Umbria, Abruzzo e Puglia, circa 18 milioni e 900 mila abitanti complessivi. Fortemente insufficienti, livello di performance inferiore al 35%, Sicilia, Molise, Basilicata e Calabria, circa 7 milioni e 500 mila abitanti. Il servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia ha registrato un complessivo miglioramento delle performance valutato in 8 punti percentuali rispetto alla rilevazione dell'anno precedente, una tendenza che continua a mostrare risultati positivi, evidenziando dal 2017 ad oggi un incremento che va dallo 0,35% allo 0,50% attuale, con tendenza ad ulteriori progressioni. Anche di questo si legge nel report redatto dall'Università Tor Vergata di Roma. Secondo l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, la visione prospettica che offre lo studio CREA è dirimente rispetto a qualsiasi polemica e con il governo del centrodestra che alla sanità regionale è stata impressa una svolta verso il miglioramento. Non siamo noi a dirlo, ma un ente terzo, indipendente ed autorevole. E sono 2 le nuove proposte per l'estate nell'ambito dei servizi educativi forniti dalla Regione. Sono state illustrate dall'assessore Rosolén. Uno di essi, il cosiddetto campus, registra già un ottimo successo. I progetti del terzo settore per centri e doposcuola estivi e i campus estivi gratuiti di Attiva Scuola sono le 2 principali novità che la Regione finanzia quest'anno per sostenere le famiglie ad affrontare la pausa scolastica. A queste si aggiunge, per i titolari di carta famiglia, la possibilità di rendicontare le spese per attività estive, tra cui centri estivi, percorsi didattici, laboratori sportivi. Lo ha annunciato l'assessore regionale al lavoro, istruzione, formazione e famiglia Alessia Rosolén nel corso della presentazione dell'offerta delle attività estive rivolte ai bambini e ai ragazzi. La prima di queste iniziative riguarda i progetti finanziati attraverso il bando per la concessione di contributi agli enti del terzo settore. Per l'anno in corso sono stati ammessi e hanno accettato il contributo 19 centri estivi e 24 dopo scuola. I 19 centri estivi si rivolgono ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la primaria e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Coinvolgono circa 890 tra bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni e offrono mediamente 6 settimane di servizio. I 17 dopo scuola con attività estiva si rivolgono ai bambini frequentanti la primaria e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Coinvolgono circa 580 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni e offrono mediamente 28 settimane di servizio nell'anno ed alcune anche nel periodo estivo. A fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili sono giunte progettualità per complessivi 525.000 euro, di cui 294.000 per centri estivi e 231.000 per doposcuola. I campus Attiva Scuola, rivolti ad alunni delle classi quinte delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sono, secondo Rosolén, l'aspetto più bello e innovativo dell'iniziativa, che è quella di valorizzare i talenti e offrire ai giovani attività negli ambiti delle discipline STEM, ICT, lingue, musica, teatro, sostenibilità, cittadinanza e sicurezza, scoperta del territorio e sport. I campus, completamente gratuiti per le famiglie, si svolgono dal 22 al 26 luglio e dal 2 al 6 settembre per un numero compreso fra 12 e 32 ore in orario antimeridiano. Dopo una settimana dall'apertura delle iscrizioni sono già 720 i bambini e ragazzi che hanno scelto un campus. Fra quelli più gettonati vi sono i laboratori di inglese, di teatro e di sport. I termini per le iscrizioni ai campus di luglio è il 28 giugno, mentre per i campus di settembre c'è tempo fino al 19 luglio. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione. E come avete sentito anche prima, oggi parte l'edizione 24 del Triskel, il Festival internazionale di musica celtica che resterà
diciamo, in piedi fino al 30 giugno al Boschetto del Ferdinandeo. Sono come ogni anno in moltissimi ad aspettare l'edizione del Triskel, Festival internazionale di musica e cultura celtica, che prenderà il via domani, venerdì 21 giugno e fino a domenica 30 nel Boschetto del Ferdinandeo. La programmazione di Triskel comprende appuntamenti che spaziano dai concerti di artisti internazionali al teatro, alla musica, alla danza, al cinema, alle arti visive, ai laboratori e alle conferenze interattive. Il festival offre anche un palcoscenico ai giovani musicisti del Friuli Venezia Giulia attraverso la rassegna Spazio e gruppi locali, promuovendo così il talento locale. Tante novità, tanti laboratori, ne abbiamo quasi 80 quest'anno in 10 giorni, quindi ci sarà una scelta infinita, le persone non potranno annoiarsi e ci sarà un laboratorio ogni ora. 15 gruppi musicali arrivano dall'Italia, ma tanti per la prima volta in assoluto, in esclusiva per Italia e Triskel dall'estero. Come ogni anno la rappresentanza delle band straniere è molto importante. Oltre ai The Celtic Tramps dalla Francia, in esclusiva per il Triskel, saliranno sul palco il 22 giugno gli scozzesi Gnos, che proporranno musica celtica contemporanea. Il 26 e 27 giugno arriveranno dalla Sassonia i Fabula. Dalla Repubblica Ceca arriveranno i Tempus il 27 giugno con musica melodica medievale in chiave fantasy. Si esibiranno anche gli Shiban dalla Polonia con musica celtica tradizionale arrangiata in chiave moderna e il 29 giugno i Lirre, sempre dalla Polonia, con metal sinfonico. A seguire nei giorni successivi ci saranno gli Hydrorat Fantasy Band dalla Bielorussia e come ultima band gli spagnoli di Siviglia dei Groggy Dogs che fondono punk, metal e ska ai canti dei marinai. Triskel è anche itinerante, abbiamo 9 tappe itineranti, le prime sono partite un paio di giorni fa con i parchi rionali, quindi Villa Revoltella e Villa Engelmann, poi saremo a Muggia la prossima settimana e poi si passerà ai vari comuni come Sistiana Mare con Promoturismo che ci concede l'area della terrazza per un concerto d'arpa celtica e voce, fino a finire a Gorizia in un festival mondiale che ci ospita come folk in promozione di Go 2025. È tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 18 con Trieste in diretta, alle 19:30 il telegiornale e poi anche Ring quest'oggi alle 21, gli ospiti saranno Marcello Medau, Stefano Berlovic, poi avremo Francesco Russo e Alessandra Ricchetti. È tutto, buon pomeriggio, a più tardi.